333 nuovi positivi oggi in Calabria, 5 i morti nelle ultime 24 ore. Sempre più difficile la situazione nel pronto soccorso di Cosenza, sono 50 i pazienti in attesa di un posto letto, non va meglio né a Catanzaro né a Reggio. Sarà montato a Cosenza dopo il 20 novembre all'ospedale da campo militare, sarà interamente dedicato al Covid e avrà una dotazione di 48 posti letto, altri saranno installati a Vibo, Crotone e Locri. Il sindaco di Castrovillari si appella ai cittadini, stiamo contenendo il virus, i contagi registrati provengono da riunioni familiari e tra amici, dobbiamo evitare. Manifestazione di protesta a Cosenza dei lavoratori dell'Abramo Customer Care dopo la notizia della messa in vendita della società. Diritti e lavoro non sono in vendita. 2 persone sono state arrestate dalla polizia postale per detenzione e divulgazione di immagini pedopornografiche. Si tratta di un romano e di un cosentino. Buonasera dalla redazione del TG3, dunque in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore in Calabria 333 nuovi contagi e 5 decessi. Sono 333 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, 3.373 i tamponi effettuati in un giorno. Le persone risultate positive al coronavirus sono 9.749, quelle negative 304.319. Aumentano i decessi, sono 5 in più rispetto a ieri per un totale di 169 morti dall'inizio della pandemia. Anche oggi è il Reggino l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 63, a Catanzaro 98, Crotone 21, Vibo Valencia 9, Reggio Calabria 142. Aumentano i ricoveri in reparto, sono 345, mentre sono 26 i degenti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. In serata è stata firmata dal Presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì una nuova ordinanza che dispone la sospensione di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado con ricorso alla didattica a distanza dal 16 fino al 28 novembre. Non è stata una decisione facile, ma il momento è drammatico e le famiglie calabresi devono essere tutelate, spiega il massimo rappresentante dell'esecutivo regionale. Il provvedimento firmato oggi da Spirlì prende atto che dalle ultime analisi epidemiologiche elaborate dal personale del gruppo operativo dell'unità di crisi regionale si registra un incremento nei valori degli indicatori di allerta. In particolare il valore in aumento della variabile nuovi casi confermati negli ultimi 14 giorni per 100.000 abitanti, sebbene continua ad essere il più basso fra tutte le regioni, risulta essere 15 volte più grande, con trend in crescita rispetto al valore registrato nel periodo di settembre, in cui si era mantenuto stabile e può ragionevolmente considerarsi, sottolinea Spirlì, in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nei singoli territori regionali. Dunque scuole chiuse in Calabria fino al 28 novembre. Ed è sempre più difficile la situazione nel pronto soccorso di Cosenza, ma da oggi parte il trasferimento dei pazienti nei nuovi reparti approntati all'interno dell'Annunziata con ulteriori 30 posti letto. Gianluca Pasqua ha intervistato il Covid Manager dell'azienda ospedaliera, Franco Cesario. 50 pazienti in attesa, tra tende per triage e pronto soccorso. La pressione sull'ospedale dell'Annunziata di Cosenza non accenna a diminuire, anzi, ogni giorno, a fronte di 6 o 7 dimissioni, ci sono almeno 15 nuovi accessi, persone che si presentano in ospedale con problemi respiratori e che necessitano di una sistemazione adeguata e cure immediate. All'interno dell'ospedale è stata attuata una riorganizzazione che ha portato i posti disponibili da 70 a 100. Abbiamo stamattina realizzato, dalle 8 di questa mattina fino all'ora attuale, una aggiunta di altri 20 posti di letto Covid. Abbiamo creato la Valentini a Stanteria Covid, un reparto interamente dedicato al Covid, trasformando la medicina generale in reparto Covid. Ben 20 posti letto. Abbiamo da soli, ancora una volta, in modo autonomo e in modo armonico,
letteralmente realizzato questo reparto, al quale si aggiungerà domani mattina un altro nuovo reparto, la famosa subintensiva, che aggiungerà altri 10 posti. I pazienti che affollano il pronto soccorso, che sono nell'ordine di 45-50 pazienti, di cui 10 nelle tende, avranno la possibilità di essere risaliti, di essere trasferiti in questo nuovo reparto Covid della Astanteria Valentini. Colgo l'occasione per ringraziare il dottore Bova, che si è subito dato da fare e ci ha aiutato a realizzare, spingendo anche lui i mobili come tutti noi abbiamo fatto. Abbiamo rastrellato tutto ciò che riguardava l'apparecchiatore dell'ossigeno, abbiamo salito le ventilazioni non invasive, le NIV, le CPAP, gli alti flussi, quindi abbiamo provveduto a rastrellare l'ossigenoterapia meccanicamente, risalendolo in questo nuovo reparto. Certo è che se il ritmo degli accessi non rallenterà, l'Annunziata non potrà sopportare un numero di ricoveri quotidiani così alto nel lungo periodo e servirà il supporto di altre strutture sul territorio, come è avvenuto con il Giannefasio di Rossano. Io credo che più di questo che stiamo facendo non possiamo fare. Guardi, noi abbiamo all'ora attuale in 10-15 giorni riuscito a creare 17 posti Covid in infettive, 18 posti Covid in pneumologia, 14 posti Covid trasformando l'ospedale di Rogliano in Covid, abbiamo aggiunto i 20 posti con il dottore Fimognari, i 20 posti di geriatria Covid. Oggi aggiungiamo altri 20 posti e domani si aggiungono i 10 di subintensiva. Quindi un grande lavoro, lasciatemelo dire, da soli, in modo autonomo, con una grande armonia delle varie sezioni dell'establishment dell'ospedale. Meno contagi ma più ricoveri nelle ultime 24 ore, gli ospedali calabresi si riorganizzano e si cercano nuove strutture da utilizzare. A Catanzaro accordo con il Policlinico Universitario, intanto si fa fatica a processare i tamponi che vengono effettuati sul territorio, 4.000 quelli in attesa a Catanzaro che saranno adesso portati in Puglia. A Catanzaro è stato trovato un accordo con il Policlinico Universitario per la realizzazione di un massimo di 60 posti letto e a Reggio Calabria si ampliano i reparti e si trasferiscono pazienti per allentare la pressione sul pronto soccorso e malattie infettive. Proteste a Gioia Tauro, dove sono già arrivati 10 pazienti provenienti dal GOM. Commercianti e semplici cittadini hanno manifestato davanti all'ospedale. Intanto slitta a Paola l'attivazione dei 4 posti di terapia intensiva dell'ospedale San Francesco, locali pronti come parte dell'attrezzatura donata da privati. Mancherebbe però il personale, anestesisti e infermieri in particolare. A proposito di personale, nella serata di ieri il presidente facente funzioni della giunta regionale Nino Spirlì, con l'ordinanza 86, ha autorizzato l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 infermieri professionali da assegnare alle singole aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'assistenza ai pazienti affetti da Covid-19. Inoltre, Nino Spirlì medita una chiusura generalizzata delle scuole se la situazione dovesse continuare a peggiorare sul territorio regionale. Probabilmente serve un provvedimento univoco, visto che molti sindaci hanno già provveduto ad emettere ordinanze di chiusura, ma con tempi e modi diversi. Situazione tamponi. A Cosenza si continuano a processare 700 tamponi al giorno. L'azienda ospedaliera ha confermato quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi sul guasto al macchinario da 50 tamponi al giorno. Nulla di grave, ma si attende di avere a disposizione il laboratorio di Rossano, che il 19 novembre dovrebbe finalmente entrare in funzione, lavorando 3 o 400 tamponi al giorno. A Catanzaro sono 4.000 tamponi in attesa di processazione. Stavolta sarà la Puglia a correre in soccorso, come era successo nei mesi scorsi quando i tamponi calabresi sono stati processati in Campania. Il laboratorio catanzarese è andato in tilt per l'enorme mole di test giunti da tutta la Calabria centrale. Servirebbero nuovi macchinari, ma non sono facili da reperire sul mercato in questo momento. E vediamo qual è la situazione negli ospedali di Catanzaro e Reggio, anche qui reparti in affanno. Reparto di malattie infettivo-Satola all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro aumentano i ricoveri e così si cerca di correre ai ripari con l'attivazione di nuovi posti letto. Proprio per la ricerca spasmodica di posti letto, ieri sera sono stati aperti 14 posti letto nuovi, dedicati al Covid, e nella prossima settimana saranno aperti altri 14 posti letto. Praticamente a disposizione ci saranno 64 posti di degenza. Da Catanzaro a Reggio Calabria, anche qui reparti in affanno. Sono stati quasi tutti occupati i posti del Covid, delle malattie polmonari,
e hanno cercato di trovare dei posti letto che dovrebbero essere sistemati presso l'ospedale di Gioia Tauro, per l'esattezza 10 posti letto dove dovrebbero essere trasferiti dei pazienti al grande ospedale metropolitano, pazienti che diciamo sono in fase di risoluzione di malattia, ma che certamente occupano dei posti. Ora, il problema è che a Gioia Tauro, teoricamente, che è un ospedale poco che hanno ristrutturato con 40 posti letto destinati al Covid, nella realtà il problema che non è il problema dei posti letto, ma è il problema del personale, perché mancano medici e personale paramedico. Quindi questo è il problema più grosso, non è tanto il posto letto, quanto trovare il personale idoneo, perché a Reggio Calabria si è provveduto spostando dei medici da alcuni reparti al reparto di malattie infettive, però ovviamente questo si ripercuote a carico degli altri pazienti, perché non bisogna dimenticare che non c'è solo il Covid, ma ci sono anche le altre patologie. Ed è pronto il reparto Covid all'ospedale di Cetraro. Questo è l'ingresso della unità operativa Covid-19 dell'ospedale di Cetraro, dove verranno ospitati 30 pazienti. I primi 10 saranno ospitati sabato prossimo, mercoledì prossimo poi ne ospiteremo altri 10 e quando avremo terminato tutti i lavori di adeguamento riusciremo ad ospitare gli ultimi 10 pazienti per raggiungere la quota 30, che è quella che ha destinato l'ordinanza Sperlì a questo presidio ospedaliero. C'è da dire che la rianimazione, che prevedeva 6 posti letto, è stata portata a 10 posti letto e tutti e 10 saranno per pazienti Covid. Sarà montato a Cosenza dopo il 20 novembre l'ospedale da campo militare, sarà interamente dedicato al Covid e avrà una dotazione di oltre 40 posti letto, altri saranno installati a Vibo, Crotone e a Locri. Qui a Vaiolise sorgerà entro fine mese l'ospedale militare da campo. In quest'area verranno montati 40 posti letto Covid per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto. Sono 50 le stanze previste. Chiaramente il personale tra personale medico, paramedico, i ragazzi che poi allestiranno rimarranno qua perché comunque l'ospedale va seguito, circa 50 stanze servono, 50 stanze. Singole, sì. Per evitare che poi si infettino con l'altro. La decisione è assunta dopo il sopralluogo per individuare l'area più adatta dai militari dell'esercito, dagli uomini della protezione civile e dai tecnici comunali insieme al primo cittadino. Gli scarichi, dobbiamo sapere dove sono gli scarichi, dobbiamo sapere dove poter prendere la corrente elettrica. Teniamo conto che qua siamo proprio qui alla stazione centrale. Sì, no, ma io credo anche i colleghi della protezione civile. Sì. L'acqua, che è fondamentale, e l'ossigeno. Allora, sulla corrente elettrica, come vi dicevo, Enel ci ha dato disponibilità a fornirci l'energia gratuitamente e vediamo dove si possono... In base agli attacchi poi metteremo l'ospedale. Sì. Abbiamo individuato insieme ai medici militari e alla protezione civile quest'area che si presta anche bene perché sulla 107 si collega facilmente all'ospedale, quindi qui può essere allestito questo campo militare che intanto sarà importantissimo per evitare la pressione che c'è attualmente all'ospedale dell'Annunziata sui malati Covid che stazionano nel pronto soccorso in un'area comune. In quest'area quindi ci sarà questo nuovo ospedale con i posti, anche con una TAC a supporto abbiamo richiesto, così come anche con la possibilità di ampliare addirittura i posti letto e di curare poi in seguito anche altre patologie. Prima di individuare il posto in cui sorgerà la tensostruttura si è tenuta una riunione tecnica a Palazzo dei Bruzzi a cui hanno partecipato oltre ad Occhiuto il capo della protezione civile regionale Varone, l'assessore Vizza e il colonnello medico Alfonso Zizza, direttore dell'ospedale militare di Messina, oltre ad alcuni medici del Policlinico Militare del Celio di Roma. Dobbiamo fare alleanza terapeutica contro il Covid, tutti alleati, medici militari e civili, tutte le istituzioni e la popolazione contro il Covid, perché è quello.
Ecco come dovrebbe essere l'ospedale da campo, mentre uno dei colonnelli lo mostra agli interlocutori, la struttura in arrivo dal Medio Oriente. Dovrebbe arrivare entro fine mese, perché ci sono tutta una serie di verifiche tecniche che andranno fatte. Questa struttura mi dicono che arriverà a giorno 20 in Italia, perché sta rientrando dal Libano, poi il tempo di fare le verifiche, di trovare l'aria, di montarla, quindi credo che per fine mese sarà operativa. Il sindaco di Castrovillari si appella ai cittadini: stiamo contenendo il virus, i contagi registrati provengono da riunioni familiari e tra amici, dunque, dice il primo cittadino, dobbiamo evitare. I dati ufficiali, quelli che vengono comunicati dall'azienda sanitaria, dei tamponi molecolari, ci dicono che i numeri rispetto alla popolazione castrovillarese sono bassi. Però è vero che molti stanno facendo i tamponi privati, quelli antigenici, che per quanto riguarda il tracciamento delle positività hanno un elevato grado di affidabilità, e lì i numeri incominciano a diventare alti, e questo mi desta preoccupazione, perché vuol dire praticamente che dobbiamo migliorare nei nostri comportamenti. Migliorare i nostri comportamenti significa praticamente che se le scuole sono chiuse e poi i ragazzi si vedono al di fuori della scuola, in luoghi aperti al pubblico e peggio ancora all'interno di abitazione, tutto questo avviene senza il necessario distanziamento, tutto questo diventa pericoloso. Ancor più pericoloso è ovviamente fare i festeggiamenti dopo cerimonie civili o religiose. Anche questo è vietato. Così come è vietato, visto che i ristoranti sono chiusi, creare quella convivialità facendo delle cene o dei pranzi privati. Manifestazione di protesta a Cosenza dei lavoratori dell'Abramo Customer Care dopo la notizia della messa in vendita della società. Diritti e lavoro, dicono, non sono in vendita. Noi oggi abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza, un segnale di forte, di dissenso. Manifestazione di protesta stamattina davanti alla prefettura di Cosenza. I lavoratori dell'Abramo Customer Care chiedono diritti e lavoro per il futuro dopo la notizia della messa in vendita della società. I diritti e il salario di questi lavoratori non sono in vendita, cioè noi non vogliamo che vengano persi istituti contrattuali, salario nel passaggio a dei nuovi acquirenti, perché sappiamo già, essendoci già passati, molti di noi provengono dal fallimento Infocontact, sappiamo bene che in questi frangenti si perdono diritti, salario e una serie di tutele acquisite. Adesso stiamo lavorando veramente senza stipendio, perché non abbiamo il 30% di settembre, non ci hanno pagato ottobre, non sappiamo quanto ci pagheranno novembre, e quindi è una situazione realmente difficile in cui, se guardate, ci sono dei lavoratori tra cui marito e moglie che lavorano in questa azienda e siamo tutti in vendita, tutti in pericolo. Nonostante le continue richieste degli impiegati, non sono mai riusciti ad avere un incontro con i piani alti, una storia già vista e sentita. Ricorderete la chiusura di importanti sedi come quella di Lamezia Terme. Oggi, per i lavoratori dell'Abramo Customer Care, si prospetta un lungo e difficile cammino per salvaguardare anni di duro lavoro che la vendita dell'azienda rischia di vanificare. Ci troviamo a non sapere che fine faremo e soprattutto ci troviamo in un ambiente in cui poco tempo fa, un mese e mezzo fa, sulla sede di Crotone c'è stata un caso di svendita vera e propria di operatori che insieme alla commessa di Roma Capitale sono passati ad altro call center che non rispetta le condizioni del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni, ma ne rispetta un altro che garantisce un pagamento più basso a parità di ore. Diritti e salario non sono in vendita. Noi dei call center siamo stati definiti essenziali, lavoratori essenziali, quindi come essenziali vorremmo essere trattati e non sfruttati. 2 persone sono state arrestate dalla Polizia Postale per detenzione e divulgazione di immagini pedopornografiche. Deteneva e divulgava immagini con minori fra gli 8 e i 14 anni e video con immagini esplicite. Gli agenti della Polizia Postale di Roma, Reggio Calabria e Cosenza, con il coordinamento della Procura di Catanzaro, hanno individuato un uomo di 41 anni cosentino ma domiciliato nella capitale, a cui è stata sequestrata una notevole quantità di materiale, oltre 7.500 immagini e più di 640 file video di carattere prettamente pedopornografico.
pornografico. L'uomo è stato portato nel carcere di Viterbo e sempre la Polizia Postale di Roma, in collaborazione con il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, ha arrestato nel corso di una perquisizione un romano di 42 anni che aveva stampato alcune foto raccapriccianti e le teneva appese in camera da letto come fossero dei quadri. La persona è stata arrestata e portata nel carcere di Rebibbia. Arrestato il boss latitante Domenico Bellocco, era nascosto in un casolare di campagna. Domenico Bellocco, ricercato dal 2019 per traffico internazionale di droga, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza a conclusione di un'operazione congiunta denominata Tre Croci. Ad agire i militari dei comandi provinciali dell'Arma e delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria, con la collaborazione dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria e dei Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno. Serra San Bruno c'entra perché Bellocco è stato individuato in un casolare di montagna a Mongiana. Era da solo. All'arresto si è giunti dopo settimane di lavoro servite per localizzare e monitorare il luogo in cui Bellocco aveva cercato di nascondersi. Un lavoro portato avanti senza pause, coordinato dal capo della Procura di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e dal suo aggiunto Calogero Paci. Al momento dell'irruzione Bellocco non ha opposto resistenza. Sulla circostanza si hanno comunque pochissimi particolari. Si sa che l'uomo aveva con sé documenti di identità falsi. Bellocco è stato condotto nel carcere di Vibo. A Carabinieri e Guardia di Finanza sono arrivate le congratulazioni del ministro dell'Interno Lamorgese. Il tempo previsto per le prossime ore in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'alta pressione presente sulla Russia continua a estendere la sua influenza anche sulla nostra regione, dove quindi il fine settimana sarà caratterizzato da tempo discreto, sebbene non esente da deboli disturbi. Domani, nella notte a cavallo con sabato, nuvoloso su tutta la regione con poche deboli piogge. Sino al primo mattino ampi rasserenamenti ovunque. Nel pomeriggio invece consueto aumento della nuvolosità sulle zone interne e sui versanti ionici, con possibilità di piovaschi sparsi sulle aree montuose. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli di direzione variabile con ventilazione in prevalenza dai quadranti meridionali sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.